Ciao, sono Luca De Felice, sono nato a Roma e vivo a Trieste e sono un ambassador di Promoturismo FVG. Allora, io mi sono trasferito qua in Friuli da qualche mese, precisamente da fine settembre, e cercando sul web le varie escursioni che potevo fare qui nella regione, mi sono imbattuto nel sito della regione Turismo FVG, dove ho visto che c'è un programma dedicato agli ambassador. Ho pensato che questa potesse essere l'occasione anche per condividere le mie esperienze, raccontarle agli altri esattamente poi come faccio attraverso i miei canali social, ma con uno stimolo in più, con uno stimolo anche un po' più serio, possiamo dire, e questo poi mi porta a ricercare maggiormente, a fare una ricerca più approfondita del territorio dove ho scoperto tantissime belle cose della regione che non conoscevo. I miei principali interessi trattano la montagna e tutto il settore naturalistico. Diciamo che l'ho coltivata da giovane, da giovanissimo, attraverso i libri di Tolkien come un hobbit, e successivamente l'ho voluta trasformare in una vera e propria esperienza. Quindi ho messo gli scarponi nello zaino e ho iniziato ad andare nei boschi vicino casa e poi nelle montagne, apprezzando l'altitudine, il verde e i colori delle stagioni. Essendo abituato ai ritmi di Roma e al traffico di Roma, vivere nel Friuli Venezia Giulia mi consente di spostarmi in poche ore spaziando su tutta la regione, quindi posso andare in una manciata di ore, nemmeno, sulle Alpi Giulie oppure sulle Dolomiti Friulane, nella Carnia, nel Carso, quello ce l'ho molto più vicino. Ma ecco, una cosa che ho apprezzato tantissimo è la semplicità di raggiungere le varie mete montanee. In questa esperienza voglio raccontare l'escursione che da Sella Nevea porta al Passo degli Scalini, esattamente sotto il Monte Cragnetul. È un'escursione medio facile, non presenta difficoltà tecniche, ma un minimo allenamento di base, perché comunque si affrontano delle salite con una pendenza modesta che per i meno allenati potrebbe essere un po' difficoltosa, ma se con il giusto allenamento si potrà apprezzare tantissimo tutto il paesaggio circostante. L'immagine che mi ha colpito di più è quando, mentre ero insieme alla mia compagna, siamo usciti dal bosco e ci siamo trovati vicino a un branco di stambecchi che insomma è stata la prima volta per noi avvistarli, e è stata una grandissima emozione, soprattutto perché è un esemplare emblematico delle Alpi.